Benvenuti a questo video inedito del canale Non sta farne sparire, canale YouTube nato 1 anno e mezzo fa con l'intento abbastanza ambizioso di voler mappare delle realtà artigianali che potrebbero non superare questo 2024, esatto. In realtà poi non è proprio così, perché abbiamo incontrato delle realtà interessanti. È un progetto un po' di mappatura, un po' culturale, soprattutto un progetto a cui tengo particolarmente perché il recupero un po' delle tradizioni secolari e soprattutto i contesti che rischiano fondamentalmente di non essere più portati avanti a causa di mancanza di nuove generazioni che vogliono occuparsi di alcuni mestieri. È un po' insomma una cosa di cui sono occupato in passato e che ho deciso di riprendere fondamentalmente adesso, utilizzando questa attività principale che purtroppo ahimè si occupa invece di chi ci lascia. Però devo dire che fondamentalmente è stato molto divertente, è stato molto interessante e soprattutto abbiamo incontrato le realtà veramente, contrariamente a quanto si possa immaginare, innovative, devo dire proprio innovative. E direi che in questo primo video così sul making of di Non sta farne sparire, questo dietro le quinte, e iniziamo proprio dalle realtà che abbiamo trovato qui in Comune di Venezia. Comune di Venezia, sì. E qua nel Comune di Venezia abbiamo iniziato un percorso attraverso i vecchi squari. Fondamentalmente, per chi non lo sa, un squaro è una sorta di, diciamo, cantiere che esiste dai tempi della Repubblica Serenissima, ma forse anche più antecedente, in periodi più antecedenti, dove si costruiscono le imbarcazioni tradizionali con legname recuperato nei boschi del Cansiglio, che viene accuratamente selezionato ancora oggi, e in questo percorso ci ha accompagnato in questo primo video, ok, che magari mostreremo alcune immagini inedite rispetto ai video che abbiamo girato, un consorzio abbastanza importante con grossi collegamenti anche internazionali e che si occupa proprio del restauro e della ricostruzione di imbarcazioni tradizionali. E sono stati veramente molto carini a ospitarci, vero Emilio? Assolutamente, sì, è stato molto interessante perché anch'io come videomaker non avevo mai visto una realtà simile, quindi al di là dell'impatto iniziale in cui si entra in uno squaro antico dove si trovano imbarcazioni antiche molto belle, non solo le gondole, perché ci sono anche altri tipi di imbarcazioni. Al di là dell'impatto iniziale ho cercato poi di capire un po' quello che stavano facendo i ragazzi in quel momento, ed effettivamente stavano facendo dei lavori di falegnameria molto interessanti. Purtroppo bisogna capitare nello squaro quando c'è la costruzione di una barca seria, e noi siamo andati magari in un periodo non troppo carico, diciamo, da questo punto di vista, però è stato assolutamente interessante e loro la vivono come una missione, una missione, ma anche a volte come un lavoro normalissimo, cioè fare una gondola è un lavoro normale, ecco. Appunto, adesso parliamo dell'imbarcazione, perché in realtà abbiamo tutti quanti in mente in realtà le gondole, nel senso, esatto, che le gondole sono l'immagine, un'icona fondamentalmente della città di Venezia, ma pochi sanno che in realtà, soprattutto per chi chiaramente non è del territorio, comunque non abita qui o non ha avuto modo di incrociarsi con questa realtà, perché poi tra l'altro le imbarcazioni tradizionali veneziane fanno anche parte di una grossa tradizione sportiva agonistica qui a Venezia, con diversi tipi di imbarcazioni. A parte la regata storica, ma poi ci sono proprio delle regate che iniziano durante il periodo della primavera e finiscono durante l'estate, in cui c'è proprio una competizione che è abbastanza serrata a livello locale. Vi sono veramente tante tipologie di imbarcazioni strutturate per scopi specifici, quindi dalla pesca al trasporto alla necessità fondamentalmente di andare a caccia, e in questo particolare video che abbiamo girato stavano restaurando un'imbarcazione particolare. Esatto. Da quello che ho cercato di carpire è un'imbarcazione storica che stanno cercando di ripristinare, che ha una storia importante, e lo stanno facendo come si fa da tradizione, quindi con tutto il know-how, diciamo così, della tradizione, e rigorosamente a mano.
Eh sì, anche perché tra l'altro questo è un aspetto di fondamentale importanza e non esistono strumentazioni tecnologiche applicate alla realizzazione di queste imbarcazioni, vogliamo ricordarlo questa cosa. Assolutamente. Dicevamo che in questo primo video che abbiamo avuto modo di realizzare per questa prima attività, che diciamo, è a rischio anche perché tra l'altro è basata tutta esclusivamente su conoscenze tradizionali tramandate oralmente, ci siamo incappati nel restauro fondamentalmente di un'imbarcazione che non è la gondola, che ovviamente è l'icona delle imbarcazioni tradizionali di Venezia, e pochi sanno che in realtà, pochi sanno, chiaramente le persone che non abitano in questo territorio, che in realtà le tipologie di imbarcazioni della laguna di Venezia sono fondamentalmente molteplici e ogni imbarcazione ha uno scopo specifico. E in questo caso stanno recuperando un'imbarcazione specificatamente utilizzata a scopo lavorativo e che doveva essere restaurata di fatto, no Emilio? Quindi... Certo. Sì, faccio un piccolo appunto, la gente vede la gondola o vede altri tipi di imbarcazioni, ma magari si dimentica che Venezia vive esclusivamente sull'acqua, quindi qualsiasi tipo di materiale, Guarda, esclusivamente. qualsiasi tipo di materiale viene o portato a mano dai portantini o distribuito via acqua, quindi comunque le tipologie di imbarcazioni sono molteplici e che nell'immaginario collettivo, come dicevi tu, c'è la gondola, che ne parleremo nella prossima puntata, perché siamo andati anche a visitare. Vabbè, certamente, Esatto, ovviamente non poteva mancare, diciamo, l'icona principale per quanto riguarda questo tipo di imbarcazioni legate alla città di Venezia. Esatto, comunque per chiudere diciamo che l'esperienza è stata interessante per vedere proprio a livello proprio manuale come si realizzano questi. Sono proprio dei manufatti in legno fondamentalmente, dove la tecnologia è ridotta all'osso, veramente. Non vi sono macchinari tecnologici, non ci sono sistemi di modellazione in 3D, non esistono applicazioni ho visto computer. Pialle, ho visto trapani, ho visto tutta attrezzatura che ha centinaia d'anni, che viene poi autoprodotta fondamentalmente di fatto da chi inizia questo percorso. Ricordiamo che questo è un percorso che a tutt'oggi è aperto fondamentalmente alla richiesta di nuove persone che si vogliono avvicinare all'apprendimento di questa fondamentalmente capacità e di questo mestiere, chiamiamolo proprio mestiere ovviamente. Penso che le posizioni lavorative siano aperte. Sì, le posizioni lavorative sono decisamente aperte e tra l'altro il consorzio, di cui vedete fondamentalmente sotto impressione poi i riferimenti, perché li metteremo poi nei collegamenti di questo video, in modo che possiate poi andarlo a visitare, chiaramente si occupa anche della formazione delle persone che vogliono intraprendere questo mestiere tradizionale legato appunto alla realizzazione di imbarcazioni tradizionale della laguna di Venezia. Devo dire che oltre alla caratteristica assenza di materiali fondamentalmente tecnologici, che tra l'altro questo potrebbe essere veramente uno sbocco interessante, perché da un lato c'è il fascino chiaramente di poter lavorare con strumenti che hanno chiaramente centinaia d'anni, dall'altro non sarebbe male pensare a un'iniziativa per, diciamo, convertire alcuni aspetti di questa conoscenza o perlomeno trasporli su sistemi computerizzati, anche per cercare di catalogare soprattutto la conoscenza che sta dietro a questo tipo di sapere, a questo mestiere. Ma la cosa che ci ha affascinato di più in realtà nell'incontrare appunto questa realtà è che il viaggio, anzi il percorso che serve per realizzare un'imbarcazione tradizionale parte in realtà da un luogo che non è affatto la laguna, ma sono le riserve boschive del Cansiglio. Esatto, quindi c'è stato raccontato come da sempre Venezia vada alla ricerca del legno migliore proprio nella foresta, nel bosco del Cansiglio, e attraverso i corsi d'acqua hanno trasportato il legname fino a Venezia. Quindi... E a tutt'oggi il consorzio, attraverso accordi con i comuni chiaramente del Cansiglio e di altre comunità montane, ha la possibilità, esattamente come si faceva secoli prima, ha la possibilità di andare a selezionare
il legname più adatto per la costruzione di imbarcazioni tradizionali. Quindi devo dire che è una filiera incredibile che dura da secoli e che a tutt'oggi viene svolta esattamente come si svolgeva ai tempi della Repubblica Serenissima, e tra l'altro siamo rimasti in contatto anche con il consorzio che ci ha promesso e ci darà la possibilità di filmare proprio questa prima parte del processo produttivo di un'imbarcazione tradizionale, andando proprio nel Cansiglio e verificando di persona poi come avviene la selezione del legname per la realizzazione di imbarcazioni tradizionali. Esatto, quindi tradizione totale. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Esatto. E nella prossima puntata parleremo di gondole. Beh, direi di sì, assolutamente ci sta. Io vi invito a mettere chiaramente un like sul nostro canale, a continuare a seguirci, commentate questo video se vi è piaciuto e mi raccomando, se per caso qualcuno conosce qualche realtà tradizionale che potrebbe in qualche modo interessarci, che pensate possa essere degna di essere trasmessa su questo canale, non esitate a contattarci. Ciao a tutti!